Un ponte tibetano sospeso a oltre 50 metri di altezza e un percorso trekking super avventuroso che ci porterà a esplorare paesaggi incredibili. Oggi una penna in valigia ti porta in Val Sorda alla scoperta del Parco della Lessinia. Ci troviamo a pochi chilometri da Verona, in una zona molto più famosa per il vino che per il trekking. Siamo infatti a Marano di Valpolicella e il percorso trekking partirà da Malga Biancari, dove trovate anche un ampio parcheggio, quindi non ci sarà problema per l'auto. Da qui partono una serie di sentieri tutti segnati come difficoltà medio-alta, quindi è importante essere buoni escursionisti e comunque avere l'abbigliamento e le scarpe adatte. Il sentiero che abbiamo scelto è il numero 1 e parte esattamente da qui. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati in Valpolicella, in particolare in Val Sorda, e adesso facciamo un sentiero per raggiungere il ponte tibetano. Noi non ci siamo mai stati. Il ponte tibetano infatti è la nostra prima tappa e il sentiero 1 ci porta dritti all'accesso sud. La prima parte del sentiero si presenta come un percorso sterrato senza particolari pendenze, ma non vi fate ingannare perché dopo poco troverete passaggi come questo o come questo. Una volta passato questo bivio, il sentiero si restringe ulteriormente, ma non incontrerete particolari difficoltà se siete abituati a percorsi del genere, anche perché tutti i tratti esposti sono comunque attrezzati con il cavo d'acciaio. E dopo circa 30 minuti di cammino nel bosco ci si apre questa splendida vista sulla vallata e soprattutto iniziamo a vedere il ponte tibetano. E una volta qui siamo praticamente arrivati perché ci bastano pochi minuti di cammino. Eccoci arrivati al ponte tibetano. Il ponte è molto sicuro e dispone anche di protezioni laterali, quindi non vi serviranno cavi o imbragature per attraversarlo, ma vi assicuro che l'esperienza sarà comunque incredibile. Qui stiamo camminando letteralmente nel vuoto, con un salto di oltre 50 metri sotto di noi. È un'esperienza sicuramente da provare se non soffrite di vertigini, perché abbiamo visto parecchie persone bloccarsi e tornare indietro. E dopo il ponte? Potreste ripercorrere a ritroso il sentiero per ritornare alla macchina, oppure fare come noi e intraprendere il percorso ad anello seguendo il sentiero numero 3. È una bella salita, ma si fa. La salita è parecchio ripida e ci lascia da subito senza fiato, ma per fortuna dopo un po' troviamo queste grotte. Ragazzi, qua c'è un cambio di temperatura pazzesco. Siamo dentro la grotta e c'è freddissimo. Oh, che bene che ci sta, ciò. Dai 30 gradi di prima è una meraviglia. Oh ragazzi, non stiamo scherzando, guardate questo. Sergio sta fumando per farvi capire il cambio di temperatura che c'è dall'esterno a questa grotta. Com'è la sensazione, amore? Da Dio. Dopo una mezz'oretta di salita finalmente troviamo la discesa poco dopo la grotta. E già, la grotta è la parte più alta del sentiero e dopo poco ci ritroviamo esattamente di fronte a Malga Biancari. Proseguendo con il sentiero numero 3 la discesa si fa via via più ripida e troverete anche punti come questi dove dovrete aiutarvi anche con le mani. A circa metà percorso vi si riaprirà uno scorcio su questa splendida vallata e comunque il sentiero è sempre ben segnato, anche su roccia. E dopo una discesa di circa 40-50 minuti arriviamo finalmente a Molin de Cao, dove ci aspetta un altro percorso super emozionante e super avventuroso che attraversa tutto Rio Mondrago. Si tratta del sentiero Kai numero 238 ed è consigliato per escursionisti esperti e tra poco capirete il motivo. Iniziamo quindi con questa passerella sospesa per poi proseguire lungo il sentiero che fiancheggia tutto il percorso del torrente. E sì, in diverse occasioni lo attraversa. E dopo pochi metri iniziamo ad addentrarci in un paesaggio da favola che tanto ci ricorda Jurassic Park.
Qui la protagonista indiscussa è l'acqua e infatti troverete una serie di cascatelle una più bella dell'altra, ma dovete prestare attenzione perché molti passaggi possono essere scivolosi, quindi tenetevi al cavo d'acciaio. Ed ecco il motivo per cui questo sentiero è consigliato per escursionisti esperti. Anche se l'altezza non è eccessiva, troverete alcuni tratti esposti e anche delle scalette, quindi è importante non soffrire di vertigini, così come per il ponte tibetano. E a proposito di ponte tibetano, ecco ragazzi, dopo il percorso attrezzato arriviamo esattamente sotto al ponte tibetano. Una volta passata questa scala potrete riprendere uno dei sentieri che vi porta fino al ponte tibetano. Ma ormai questi paesaggi ci avevano stregato e quindi abbiamo deciso di continuare lungo il Rio Mondrago. Ecco ragazzi, guardate dove siamo. Sembra di essere un'isola tropicale. Questi ambienti infatti ci fanno completamente scordare di essere in Italia, ma la parte più bella del sentiero deve ancora arrivare ed è dopo questo passaggio. Guardate per esempio quanto è bella questa cascata, uno scorcio incredibile. Ma uno dei passaggi più suggestivi del percorso è questo. Per attraversarlo non ci sono particolari difficoltà, ma l'ambiente circostante è qualcosa di unico. Da qui inizia una bella serie di passerelle sospese. Tutte molto basse, ma in realtà troverete anche delle scale, come queste. Come vedete, per poter affrontare questi passaggi in piena sicurezza è importantissimo avere l'abbigliamento giusto e soprattutto delle buone scarpe da trekking. Comunque, se avete un passo sicuro e non soffrite di vertigini, questo percorso è sicuramente da fare perché vi regalerà delle emozioni incredibili. Infine, una volta arrivati a questo punto, potrete riallacciarvi al sentiero numero 6 che vi riporterà a Malga Biancari e quindi al parcheggio. E dopo circa mezz'ora siamo tornati alla macchina. E in tutto ciò non abbiamo ancora pranzato, quindi adesso faremo pausa pranzo. Sono le 3. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.